La medaglia è al collo, a questo punto si può veramente gioire. Avete vinto la Veneto Cup in una finale molto tirata e molto difficile. Sì, è vero, siamo contenti, felici per aver raggiunto questo obiettivo che era uno degli obiettivi dopo la salvezza. Siamo tutti contenti perché abbiamo lavorato, abbiamo se impegnato tutti per questo, desde il presidente, il mister, i giocatori, i ragazzi, abbiamo tutti se impegnato. Abbiamo sido premiados com questa vittoria, com questa Copa que per noi è importante per il Petrarca, per l'anno prossimo entrarmos con tutta voglia, con tutta grinta. No? Ecco, hai detto bene, questo potrebbe essere l'inizio per un anno, il prossimo, che potrebbe essere ancora più ambizioso. Sicuramente, sicuramente. Non è che finisce qua. Come tu hai detto, è un inizio adesso, un inizio di una nuova era, di un nuovo Petrarca. Petrarca batte Arzignano 1-0 e si aggiudica la Veneto Cup. E tra i protagonisti c'è sicuramente Everton Pato Reinaldi. Allora intanto raccontaci un po' com'è andata questa finale, perché fino all'ultimo l'Arzignano, squadra ricordiamo che adesso ha vinto la C2 ma è pur sempre una squadra di C2, vi ha tenuto impegnatissimi fino all'ultimo minuto. Sì, infatti è stata una partita molto difficile, cioè, anche ieri abbiamo giocato una partita tiratissima fino all'ultimo, siamo andati ai rigori e oggi non poteva essere diverso. Loro una bella squadra, sicuramente farà bella figura anche in C1, però noi volevamo tanto questa vittoria e ci siamo riusciti. Ieri avete battuto anche il Miti Vicinalis ai rigori, quindi anche la semifinale è stata parecchio sofferta. Sì, infatti, come ho detto, loro anche se non avevano tutti i giocatori, erano abbastanza tanti giovani, però ci sono giocati fino all'ultimo. Però noi siamo riusciti ad avere la testa fredda, perché il rigore è sempre molta serenità e fortuna, no? E per fortuna siamo riusciti a conquistare. Tu sei venuto dal Brasile per prenderti la coppa, c'è qualche dedica speciale, Pato? Sì, infatti ci tenevamo tanto, no? Perché come avevo detto già prima è un coronamento di un lavoro che abbiamo fatto da gennaio. E cioè, mi tolgo anche un sassolino adesso, perché da quando siamo arrivati i brasiliani tante parole dove siamo andati, parole, però adesso cioè, noi giocatori dobbiamo far vedere in campo, e oggi alzando la Coppa la nostra risposta è questa, perché cioè, sono sempre 4 contro 4, no? Cioè, tutti hanno due gambe e possono giocare uguali, quindi parole contano poco. Quando si deve fare qualcosa dobbiamo fare sul campo. Kleber, allora anche per te è il momento di festeggiare dopo questa finale vinta con l'Arzignano. Sì, ora siamo più tranquilli, abbiamo raggiunto l'obiettivo che era prima di salvarsi, e poi c'era questa Coppa che siamo rimasti un mese fermo senza giocare una partita ufficiale. Per noi è stato un po' difficile di fare tanti amichevoli fuori, dentro casa, fare i tornei, cercare di giocare, mantenere la forma. Poi siamo riusciti a fare quello che i presenti ci voleva tanto, che l'ha chiesto tanto a noi, di portare la Coppa a casa. Senti, l'ha detto anche Pato, si è parlato tanto di questi brasiliani che sono arrivati, tanto chiacchiericcio sterile probabilmente, tanti bla bla bla, alla fine però avete alzato la Coppa, forse è la risposta migliore, no? Sì, infatti, a parte quello che siamo brasiliani, eppure noi ce l'abbiamo la carta d'identità, siamo italiani, la nostra famiglia è italiana, non è una scusa. Va bene, lasciamo stare che siamo professionisti, che facciamo solo questo, ma se la nostra squadra ha messo a disposizione questo, mi dispiace per gli altri. Anche Luigi Sappi è sicuramente un grande protagonista di questo finale di annata, che è culminata oggi ad Arzignano con la vittoria della Veneto Cup. Sei venuto dalla Calabria, anche tu, non dal Brasile come i tuoi compagni, dalla Calabria, però alla fine hai contribuito ad alzare questa coppa. Sì, qualcuno dal Brasile, qualcuno dalla Calabria, qualcuno da altre parti. È un puzzle, abbiamo riuscito a comporre diciamo un'ottima squadra e siamo riusciti dopo tanto lavoro. Dopo comunque un mese che non giocavamo una gara ufficiale, siamo riusciti a tenere alta comunque il livello e siamo riusciti a portare la Coppa a casa. Senti, sei rischiato di arrivare ai rigori anche in finale, no? Fino all'ultimo. Ma sì, comunque abbiamo comunque difeso bene, abbiamo sempre tenuto in entrambe le partite noi diciamo, il pallino del gioco. Certo, loro magari hanno attuato questa tattica di contropiede, magari non so. È andata bene per noi, siamo riusciti a fare un gol, non ne abbiamo presi per fortuna e abbiamo vinto.
Paolo Morlino, presidente dell'Italian Coffee Petrarca, adesso è arrivato il momento di alzare questa coppa, la Veneto Cup, sei contento dai? Sì, siamo molto contenti, l'abbiamo già alzata in campo, te la faccio vedere qui per bene e siamo molto contenti, abbiamo chiuso l'annata in maniera molto positiva e abbiamo conquistato una grande salvezza con un grande girone di ritorno nel quale siamo stati la migliore formazione del campionato e ci siamo anche affermati in questa competizione quest'oggi che vedeva in campo tutte le squadre del Veneto, quindi in questo momento possiamo dire di essere probabilmente la migliore formazione della regione e lavoriamo adesso per fare in modo di esserlo anche la prossima stagione dall'inizio. Ecco, ne abbiamo parlato prima con i giocatori e tutti parlano di un punto di inizio, potrebbe essere questa coppa l'inizio per una stagione, la prossima magari più ambiziosa che può guardare, che ne so, la Serie B, dico male. Punto di inizio, l'abbiamo detto anche in settimana con i ragazzi, con la squadra e volevamo cominciare a vincere, a prendere gusto con la vittoria e il nostro obiettivo, insomma, l'abbiamo detto magari non chiarissimamente, però insomma nelle prossime 3 stagioni cercare di vincere 2 campionati, la C1 l'anno prossimo e un paio di stagioni insomma la Serie B per tornare tra le prime, insomma, quantomeno in A2, insomma, questo è l'obiettivo, dai. Senti, un'ultima battuta sui brasiliani che sono entrati con la giusta mentalità nel campionato di C1, molti di loro hanno giocato in categorie ben più blasonate, ben più importanti, per cui un plauso anche a loro. Assolutamente sì, il loro arrivo è stato veramente importante per noi perché ci hanno dato un contributo di esperienza, di qualità, ma soprattutto di determinazione e grinta. Detto questo, devo dire che insomma, anche il nostro gruppo italiano ha fatto veramente la sua parte, i ragazzi secondo me sono cresciuti tantissimo, i ragazzi italiani, con l'aiuto di questi giocatori più esperti e quindi è stato un buon connubio e sicuramente andremo avanti su questa linea qui. Insomma, io penso che 4-5 ragazzi brasiliani, forse anche di più, di un certo valore e spessore ci saranno sicuramente nel prossimo Petrarca, insomma.